Chiuse per 30 giorni 2 sale di videolottere in via Vigonovese per violazioni delle norme sul gioco d'azzardo. Il titolare cinese, gestore di entrambe le attività, è stato sorpreso più volte a non rispettare le prescrizioni. Il 16 ottobre le volanti hanno trovato il locale aperto e incustodito con le slot accese. Il titolare, impegnato in un'altra sala scommesse vicina, è stato denunciato per assenza di controllo. Un comportamento simile si è verificato anche a luglio, quando un dipendente delegato dal gestore si ritrovava in un'altra sala scommesse. Nel giugno di quest'anno, inoltre, gli agenti hanno rilevato il funzionamento delle macchine in orario vietato, violando la legge regionale. In Veneto il gioco e le scommesse sono vietati dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20 per proteggere minori e persone vulnerabili. I comuni possono imporre restrizioni anche più severe. La questura di Padova ha verificato che le macchine funzionavano senza interruzioni, consentendo il gioco continuo. Il questore, Marco Dorisio, ha quindi sospeso per 30 giorni le due attività dello stesso titolare per gravi violazioni della licenza.